fa piacere incontrare ed abbracciare questa coppietta giovanissima, molto bella e sicuramente molto affiatata. Stiamo portando anche il progetto avanti del mini gruppo folk. Intanto mi fate un applauso a Lucio Luzzu, il suo organetto diatonico che lo porta, lo suona già da ragazzino, tra le altre cose è stato anche ballerino del mini gruppo folk allora Baronia. Allora Mario, una delle cose alla quale Mario ci tiene insieme ai suoi amici e che ha portato avanti con passione per alcuni anni è quello di essere riuscito, grazie al sostegno dell'amministrazione comunale di Siniscola, a far intitolare una piazza ad un figlio prediletto di Siniscola che nacque nel 1947 a La Caleta, che Mario ha conosciuto, che noi abbiamo apprezzato sotto il profilo artistico musicale. Francesco Di Giacomo, ovvero il banco del mutuo soccorso, ovvero il banco. Questa amministrazione comunale gli dedica la piazza quale? Il casello della Caleta, genio civile. Ecco, il casello della Caleta, il genio civile, perché poi Francesco nacque proprio alla Caleta. Sono due gli ultimi testimoni sardi che hanno visto in vita Francesco Di Giacomo. Uno è quello che vi sta presentando la serata, l'altro è Mario Pao. Io allora ero consigliere nazionale della Federazione Italiana Tradizioni Popolari, ci trovavamo a Zagarolo, Palestrina, in provincia di Roma, per festeggiare la vendemmia, la sagra, la festa della vendemmia, e ci imbattiamo in Francesco Di Giacomo che ci abitava là. Una festa enorme, grandissima, coloratissima, con la ripromessa di ritrovarci qua in Sardegna. Purtroppo un incidente stradale nel 2014 l'ha tolto all'affetto dei suoi cari e all'affetto di tutti, però Mario, Graziano, Mauro Caprari, gli altri non si sono scordati di Francesco, sono riusciti in questo bellissimo progetto identitario di portare il titolo dentro una piazza per Francesco Di Giacomo. Grazie a te. Poi dunque cercheremo di organizzare anche il festival che si terrà quest'estate, sperando che il comune ci appoggia un pochino, vediamo, e ci sarà proprio il banco del mutuo e interverrà anche la moglie. Questa è una bella sorpresa. Beh, facciamo ancora un applauso a questa bellissima, lodevolissima iniziativa. Beh, almeno il nome possiamo chiederglielo. Tu come ti chiami?